sportivo gremito di persone, la commozione e il ricordo. Una comunità intera a Masera ha dato l'addio alla 14enne morta nel tragico schianto di Fara di Soligo. Un fiore appena sbocciato, strappato alla vita troppo presto, ma oggi non deve essere il giorno della rabbia. Le parole del parroco alla folla nel campo sportivo, alla cerimonia, anche i genitori del ragazzo alla guida della Vespa nell'incidente fatale. Tragica gita per una giovane studentessa trevigiana residente a Forlì, scivola, precipita per 13 metri tra le cascate di una grotta, avrebbe compiuto 22 anni. Scontro tra uno scooter e un furgoncino a Monastir, un 71enne in grave condizione alla guida del mezzo pesante, il vicino di casa dell'anziano. Aperta la cassa integrazione per 42 lavoratori di Casa Fenzi a Conegliano Beffa, per i dipendenti di una delle RSA più colpite dal dramma del coronavirus e l'attacco del sindacato. Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Emilia Romagna siglano il patto dell'Adriatico, obiettivo trasformare la Riviera in un brand mondiale, primo passo lo spot per il mercato tedesco. Lettere di sollecito ad oltre 1000 trevigiani che non hanno presentato l'ISEE, allarme di ATER e sindacati, si rischia una pesante maggiorazione del canone. Il dopo coronavirus per i teatri veneti passa attraverso la creazione di una piattaforma che metterà in rete i palcoscenici, accordo tra lo Stabile del Veneto e Arte Ven. Buonasera, ben ritrovati in diretta, questa è l'informazione della Marca trevigiana. Diamo in apertura subito la linea a Monica Smiderle che si trova in questo momento a Masera. I funerali della giovanissima Vittoria De Paoli sono terminati veramente da pochissimo, ecco lì qui vediamo le immagini. La funzione religiosa è terminata, andiamo a vedere che cosa sta accadendo, diamo la linea alla nostra Monica Smiderle. Monica, buonasera. Sì, Anna, un lunghissimo applauso ha salutato l'uscita di Vittoria dal campo sportivo di Crespignaga, una cerimonia davvero commovente che la famiglia e l'amministrazione comunale hanno deciso di organizzare qui nel campo sportivo. Impossibile ospitare tutti nella chiesa parrocchiale. Qui ci sono circa 1 migliaio di persone per dare l'ultimo saluto alla bellissima Vittoria, una ragazza che tutti ricordano per il sorriso meraviglioso, per questa sua voglia di vivere, di provare le esperienze, la recitazione, il canto, le mille attività di Vittoria. Pensate che quando è arrivata all'inizio della cerimonia alle 18 era accompagnata dal cavallo che appunto lei amava montare. La famiglia, il papà Moreno, la mamma Paola, le sorelle Rebecca e Carolina stretti in un unico abbraccio per questo drammatico momento, per questo ultimo saluto alla loro bellissima principessa. Tanti gli amici che si sono alternati per il giorno del dolore, per l'addio, per l'ultimo saluto alla piccola Vittoria che, lo ricordiamo, ha perso la vita sabato scorso nel drammatico incidente stradale accaduto a Fara di Soligo. Come dicevi anche durante i titoli, presenti anche i genitori del ragazzo che guidava la Vespa appunto sopra la quale Vittoria è morta andando a schiantarsi contro un palo. Con noi c'è anche il sindaco di Crespignaga. Sindaco, scusate, ma è un momento un po' fluido, insomma, il racconto. Sindaco, scusi, siamo in diretta, stiamo raccontando appunto questo momento così difficile. È il giorno del dolore per la comunità di Crespignaga, ma per l'intero comune di Masera, il giorno dell'addio alla bella Vittoria, questa ragazza così solare, come è stata descritta anche dagli amici. Purtroppo domenica, quando abbiamo avuto la notizia, la comunità è stata sotto shock, incredula, e anche oggi tutti si sono stretti alla famiglia e veramente tutti i cittadini mi hanno detto: se potessimo noi farci carico di un po' di dolore, se riusciamo a portare insieme la croce. Veramente questo era il sentimento di tutti oggi. Non c'è stato nessun giudizio, ma soltanto tanta condivisione di questo grande dolore che non passerà, perché Vittoria si sentirà di Vittoria la mancanza. C'è stato un momento molto commovente quando l'aria si è riempita della voce di Vittoria, perché appunto è andato un brano cantato proprio da Vittoria, che amava cantare e recitare.
Sì, infatti come dicevo una ragazza di talento che avrebbe potuto dare tanto. Una vita spezzata, ma questo è il destino crudele che è riservato alla famiglia. Cercheremo veramente di essere vicini e di condividere con loro questo grande dolore. Sindaco, rimanga qui con noi, so che la regia ha preparato un estratto dell'omeria di Don Fabio, lo sentiamo insieme. È difficile oggi dire grazie, Signore Dio della vita, davanti al corpo morto di Vittoria. Il dolore che attraversa il cuore dei suoi genitori e delle sue sorelle ha ferito anche il nostro cuore. Un incidente ha strappato dalla vita terrena questo fiore appena sbocciato. E questo strappo ha lacerato anche i nostri cuori. In questo momento vorremmo avere la lucidità per capire il perché, il per come, di chi è la colpa, le ragioni di quello che è successo. Ma non abbiamo questa lucidità. Vittoria è morta. Questo è il fatto che ci sta uccidendo dentro. Ma possiamo scegliere. Possiamo anche oggi fare questa scelta. Scegliere tra la speranza o la disperazione. Che cosa ci aiuta davvero? Di che cosa abbiamo davvero bisogno? Come vi dicevo, grande commozione anche quando si sono alternati al microfono i tanti amici, le amiche. Gli amici di Vittoria hanno parlato di una piccola principessa dal grande sorriso, bella e speciale, continuano appunto a raccontare gli amici al microfono. Parlano di un angelo volato in cielo che ha lasciato sicuramente un vuoto incolmabile. Intervento anche di un insegnante del liceo classico Levi di Montebelluna che appunto Vittoria aveva frequentato quest'anno, anche il suo ricordo per tutti quelli che hanno partecipato a questa cerimonia. I ragazzi della comunità parlano di un vuoto incolmabile, Sindaco. Sì, e spero che questa tragedia, la scomparsa della nostra Vittoria, sia di monito ai giovani per far capire loro che per strada bisogna essere prudenti, veramente, e anche consapevoli dei pericoli che ci sono per strada. Ma dico, questo è il momento del dolore, non è il momento del giudizio. E poi questi palloncini volati in cielo, insomma un legame tra terra e cielo. Sì, questa, l'ultima, sì, è stata veramente emozionante per tutti, non ce l'aspettavamo, ma soprattutto la canzone. Avere Vittoria qui con la sua voce è stata una cosa incontenibile. Una voce davvero meravigliosa, quella di Vittoria, che ha riempito nuovamente i cuori di familiari e amici. E questo è ancora più dura da accettare, è ancora più dura da accettare il vuoto incolmabile che ci ha lasciato. E adesso insomma c'è un ragazzo che sta lottando per la vita, erano presenti anche i genitori alla cerimonia funebre di oggi. Sì, io non li conosco, ma c'era qui il loro parroco, il parroco di di San Pietro di Barbozza, che li ha accompagnati qua. E sono molto provati, sono veramente provati, e il loro pensiero è sì per il figlio Simone, ma soprattutto per Vittoria. Hanno un dolore doppio. Speriamo che anche loro, ecco, abbiano un aiuto, perché penso che sapere che il loro figlio è qua, anche se sta lottando perché mi hanno detto che è ancora grave il ragazzo, e sapere che Vittoria non c'è più, sono lacerati dal dolore anche loro. Sindaco, ci aspettavamo l'intervento delle sorelle di Vittoria, di Rebecca e Carolina. Lei ha avvicinato la famiglia in questi giorni? Sì, sono andata a trovarla subito, già la domenica, e il segno che hanno voluto dare alla sorella
e aveva portato qua il suo cavallo per l'ultimo saluto. È difficile poter dire due parole qui in questo contesto, però sono veramente affrante, come anche la nonna. Vorrei ricordare anche la nonna materna che l'ha cresciuta fin da piccola, che non è riuscita a partecipare perché il dolore era troppo grande. Grande dolore, grande commozione, ma anche grande compostezza. Sì, abbiamo visto veramente compostezza in tutti questi ragazzi e mi complimento perché sono stati veramente tanti, e voglio ringraziare anche il dirigente scolastico del Levi che li ha invitati tutti ad essere qua, scrivendo espressamente: fate la vostra parte, anche voi. Ecco, questo dovrebbe essere pronto anche un contributo, mi dicono dalla regia, con la voce, il ricordo degli amici di Vittoria che si sono appunto alternati al microfono qui al campo sportivo di Crespignaga. Ti ricorderemo con immensa tenerezza. Sarai il nostro angioletto e noi rimarremo per sempre le Fantastiche 4. Cara Vitto, nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo giorno sarebbe arrivato così all'improvviso, e adesso siamo tutti qua a ricordare la fantastica persona che eri, una ragazza solare, con tanta voglia di vivere e con un sorriso contagioso, sempre pronto per ogni occasione. Soprattutto nell'ultimo periodo, che eravamo più legate che mai, la tua mancanza lascerà nelle nostre vite che nessun altro potrà mai colmare. Ma siamo sicure che veglierai sempre su tutti noi come un angelo custode, che ci starai accanto soprattutto nei momenti più difficili, come hai sempre fatto. Tutti i tuoi ricordi li custodiremo nei nostri cuori per sempre, e ogni volta che vorremmo abbracciarti, ma non potremmo farlo, ci tufferemo in uno dei momenti passati insieme. In questo momento stiamo versando tante lacrime per la tua perdita, ma è impossibile tornare a quella fatale sera e cambiare il passato che in un attimo ha stravolto le vite di tutti noi. Possiamo solo sperare che tu stia volando alto nel paradiso e che tu stia trovando la pace eterna, perché è questo che ti meriti. Cara Vittoria, eccomi qui a scrivere per te ciò che pensavo di raccontarti di persona. Mai mi sarei aspettata di non aver più il tempo per farlo. Abbiamo passato moltissimi momenti insieme, dalle nottate ai campi scuola, alle ricreazioni in cui chiedevamo il cibo a tutti, ai giri in bici, al provare a fare yoga sempre fallito, al nostro essere scemi insieme che ci sono tenute vicini in tutto questo tempo. Ora sei l'angelo custode di tutti noi, tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Tu, con quel viso sempre sorridente, riuscivi a superare anche i momenti difficili. Spero di averti lasciato anch'io, tanto come tu hai lasciato a me. Ti amo piccola, mi manchi la tua Ali. Cara Vittoria, ti scrivo perché forse è così che mi sento un po' più vicina a te, come quando cantavamo insieme. Ho deciso di scriverti ascoltando una canzone che potesse descrivere al meglio tutta la stima che provo per te. A te di Giovanotti. Non faccio altro che pensare ai tuoi occhi chiari e grandi che sorridono. Sarai l'unica. Era particolare la nostra amicizia. Niente invidia, tante risate, momenti unici. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che mi hai dato. Cara Vittoria, chi lo avrebbe mai detto che ci saremmo ritrovati a fare questo discorso e a passare questo brutto momento? A trovarsi ormai era diventata un'abitudine, con la solita tappa del sabato sera a monte. I momenti passati insieme sono veramente molti ed in ognuno di essi c'è un bel ricordo. Di certo tu hai contribuito a rendere tutto ciò indimenticabile. Siamo passati dal divertirci tutti insieme ad una festa a doverti dirti addio in questo straziante giorno. Noi ti ricorderemo per sempre con quel sorriso stampato in viso, con la tua allegria contagiosa e la tua immancabile voglia di divertirti. È difficile pensare che noi ora siamo tutti qui per salutarti per l'ultima volta, anche se una parte di te sarà sempre con noi. Speriamo tu possa sentire queste parole. Ti vogliamo e ti vorremo per sempre bene. Guardaci dall'alto, angioletto.
Queste dunque le parole degli amici, l'ultimo ricordo, insomma vi lascio con queste parole commoventi di tutte quelle persone che si sono strette attorno a Vittoria e attorno alla sua famiglia, alla comunità di Crespignaga. La linea, se non ci sono domande, torna allo studio. Grazie Monica per questa lunga diretta da Maser, grazie ancora. Abbiamo ascoltato le parole delle tante persone che hanno voluto ricordare Vittoria, avete visto le immagini. Andiamo avanti adesso con altra cronaca nel nostro notiziario, perché c'è stato un grave incidente nel primo pomeriggio di oggi. Siamo a Monastier tra via Roma e via Valindo, violento scontro tra uno scooter e un furgoncino, ancora da chiarire da parte della polizia locale di San Biagio di Callalta, che è intervenuta per i rilievi l'esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio un 71enne di Monastier che si trovava in sella allo scooter. L'uomo, preso in cura dai sanitari del SUEM, è stato trasportato purtroppo in gravi condizioni al Cafoncello, ferito ma in maniera lieve l'autista 63enne del furgoncino vicino di casa dello scooterista. Ecco, state vedendo le immagini dell'incidente. Tragica gita a Forlì, c'è un altro decesso di cui vi dobbiamo dare notizia, una ragazza che oggi avrebbe compiuto 22 anni. Oggi avrebbe compiuto 22 anni, ma non ci sarà festa per Luna Fiorio. Solo lacrime e rabbia per una fine così assurda. Morta dopo essere precipitata per 13 metri, scivolata in una delle zone più caratteristiche di Forlì, l'area di Premi il Cuore, dove sorgono le cascate della Grotta Urlante. Luna era nata a Treviso, ma da tempo viveva in Germania, dove frequentava la facoltà di sociologia a Bielefeld. Da qualche mese si era però trasferita a Forlì, dopo aver vinto il bando per prendere parte al progetto Erasmus. Il dramma si è consumato durante una gita con alcuni amici nella suggestiva area della Grotta Urlante, dove vigeva il divieto di balneazione. La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza ha improvvisamente perso l'equilibrio, forse mentre cercava di tuffarsi, e precipitando da un'altezza di 13 metri. Nella caduta ha battuto violentemente la testa su una roccia, perdendo i sensi. Gli amici sotto shock, immediata la richiesta di intervento al 118, ma nella disperata corsa all'ospedale, Luna è spirata. Su Facebook in queste ore si moltiplicano i messaggi di addio e di cordoglio e campeggia il post di quando annunciava di lasciare la Germania temporaneamente subaffittando la casa, quella casa nella quale non farà più ritorno. Un 21enne di Montebelluna è ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Treviso, il Cafoncello, dopo essersi tuffato da un ponte sul lago di Corlo ad Arsiè. Siamo nel bellunese. Subito dopo il tuffo le sue condizioni sono apparse gravi. Il ragazzo chiedeva aiuto ed è stato recuperato con un pedalò sul lago, mentre nel frattempo sono arrivati elicottero e ambulanza. L'autolettiga ha stabilizzato il giovane e poi affidato all'elicottero arrivato da Treviso. L'incidente riapre la questione tuffi al Corlo, bacino che annette alla valle del Cismone, una sfida da anni diffusa tra giovani, nonostante la pratica sia vietata puntualmente a ogni stagione dalle ordinanze del sindaco. Ed ora vi parliamo di Casa Fenzi, la casa di riposo del Coneglianese in cui ci sono stati tantissimi casi di Covid. Anche un operatore sociosanitario è mancato, contagiato proprio dal coronavirus. Ebbene, 42 dipendenti saranno lasciati a casa. La denuncia arriva proprio dal sindacato. Noi siamo stati convocati dalla direzione ancora una decina di giorni fa e la direzione di Casa Fenzi ci ha comunicato che rispetto alle mancate entrate dovute da un lato ai decessi, dall'altro alla chiusura della possibilità di far entrare ulteriori utenti, si trovavano costretti a chiudere dei nuclei. E quindi nella chiusura di questi nuclei, la chiusura di questi nuclei è toccata ai lavoratori della cooperativa Promozione Lavoro che in questi mesi hanno lavorato nelle condizioni che sappiamo. Torna in prima pagina la residenza per anziani di Casa Fenzi, una delle strutture in cui il Covid è dilagato maggiormente, con numeri altissimi di contagio. Al 22 aprile su 190 ospiti 112 sono risultati positivi, su 160 dipendenti 47 avevano contratto il Covid. Un'impressionante catena di contagi. Su Casa Fenzi esistono anche 5 fascicoli aperti dalla Procura
con l'ipotesi di reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Oggi l'ultima notizia: 42 lavoratori assunti dalla cooperativa Promozione Lavoro, impiegati nella struttura, sono stati messi in cassa integrazione. L'appalto è stato congelato. Sappiamo esistere una situazione di difficoltà economica, ma non riteniamo che questa difficoltà economica possa essere caricata sui lavoratori, oltretutto lavoratori che si sono gestiti situazioni molto complesse all'interno di quella struttura. Ricordo anche che insomma, uno dei decessi di lavoratori è stata di quella struttura, nel senso che era un lavoratore di quella struttura. Angelo Fantucchio lavorava nella struttura, è stato stroncato dal Covid a 54 anni dopo un mese di malattia. Inaccettabile e immorale per il sindacato. Dopo essere stati considerati eroi e apprezzati da tutti, oggi questi lavoratori vengono cassa integrati o licenziati. L'appello è che la Regione si faccia carico di queste situazioni di difficoltà delle strutture e che tutto il sistema delle IPAB venga in questo senso rivisto anche contrattualmente. La nostra richiesta, la nostra idea e la nostra speranza è che ad un certo punto si riaprano i concorsi e si possa dare quella dignità a quei lavoratori che possono essere inseriti dentro il sistema pubblico. È arrivata la tabella dei contagi delle ultime 12 ore, è stata emessa adesso, diffusa adesso dall'azienda Zero. Allora, la vedete in questo momento. Ci sono 6 nuovi casi di coronavirus delle ultime 12 ore. 3 sono stati registrati a Padova, 1 a Verona e 2 a Vicenza. Sale dunque a 19.295 il numero dei contagiati in tutto il Veneto da Covid-19. Per quanto riguarda il Trevigiano sono 2.673, il Trevigiano non ha riscontrato nuovi casi nelle ultime 12 ore. Su Treviso attualmente positivi sono in 75. In isolamento domiciliare in tutto il Veneto ci sono 758 persone, mentre sono 134 quelle in isolamento nel Trevigiano. Shock questa mattina nel cuore di Treviso, in via Barbaro. Cambiamo decisamente argomento. Nella tarda mattinata un uomo si è lanciato dal balcone dell'appartamento in cui viveva con la famiglia piombando in strada. Inizialmente chi ha lanciato l'allarme, vedendo il corpo a terra, ha pensato ad un investimento. In realtà l'uomo si è lanciato dal terzo piano di un condominio. Sul posto si sono subito portati gli uomini della polizia locale e della questura che come vedete hanno transennato l'area impedendo il passaggio di passanti e mezzi. L'uomo è morto sul colpo, anche per questo il corpo non è stato rimosso per diverse ore, così da consentire agli agenti di effettuare tutti i rilievi di legge. Nell'appartamento da una prima ricostruzione non c'erano né le 2 figlie adolescenti dell'uomo né la moglie, che subito dopo rientrata a casa è stata accolta da un malore e portata al pronto soccorso in ambulanza. Alla base del gesto questioni personali, forse relative a una difficile fase di separazione. L'uomo aveva 59 anni e da un anno circa era in pensione dopo una vita nel settore bancario. Ed ora parliamo di turismo. Le notizie sono pesanti, ma insomma c'era da aspettarselo, soprattutto nella Marca trevigiana. Le presenze crolleranno del 75% nel 2020. I numeri fanno tremare il sistema alberghiero e del commercio. Anche per questo proprio da Treviso si è alzata forte la protesta contro lo spot shock della Locride. Sentiamo. Di fatto noi passiamo da 2 milioni di presenze l'anno, 2018-2019, ai numeri del 2020 che probabilmente ci porteranno a poco più di 500.000 presenze, quindi un calo del 75%. E questo non è un numero che permette alle nostre aziende di rimanere tutte nelle condizioni attuali di poter garantire i servizi offerti. Il problema sta nei numeri ed è di sostenibilità finanziaria ed economica. A pagare il conto più alto soprattutto il settore alberghiero, come dimostra l'annuncio shock della chiusura dello storico Ca' del Galletto, un brutto colpo per l'intera città, anche se l'amministrazione vuole guardare al bicchiere mezzo pieno. Era un hotel storico che aveva già delle difficoltà anche pre-Covid, quindi purtroppo il Covid gli ha dato l'ammazzata finale. C'è da dire però che nel periodo post-Covid noi abbiamo già inaugurato 10 nuove attività
alcune anche nel mondo dell'accoglienza turistica, quindi insomma il bilancio continua a rimanere positivo. Certo, il Covid nella Marca ha arrestato un percorso di crescita del turismo lento ma inarrestabile. Anche per questo lo spot shock proveniente dalla Locride, dove si dice che al nord ci si ammala, ha fatto sobbalzare sulla sedia primo fra tutti proprio il sindaco Conte, anche in qualità di presidente dell'ANCI regionale. Un pessimo esempio di sciacallaggio turistico da parte di alcuni sindaci della Locride che mal rappresentano in realtà il popolo calabrese, che è un popolo straordinario, che invece io approfitto per invitare qui a Treviso, nel Veneto, in tutte le località turistiche venete che sono straordinarie. Elegantemente dovrei dire no comment. Entrando nello specifico devo dire che il Veneto, anche la provincia di Treviso, ma il Veneto ha dimostrato che proprio dal punto di vista sanitario ci sono state le migliori risposte. Intanto i governatori di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna fanno fronte comune anche contro questo spot e lanciano la loro campagna per l'Adriatico. Italienische Adria. Nichts liegt näher. Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, la riviera adriatica italiana, niente di più vicino. Un vero e proprio invito che il governatore Zaia da Jesolo, Bonaccini da Cesenatico e Fedriga da Lignano rivolgono ai turisti tedeschi che rappresentano storicamente un importante mercato di riferimento. Le tre regioni dell'Alto Adriatico unite nella gestione dell'emergenza Covid anche ora insieme per rilanciare uno dei comparti che più ha risentito del lungo lockdown, ovvero il turismo. Avremo una campagna molto aggressiva in maniera positiva e di marketing buono a favore della costa, diciamo della riviera, che coinvolge le nostre tre regioni. Uno spot di 20 secondi che passerà sul più famoso sito di previsioni meteo tedesco e nel network di canali TV privati della Germania. Penso che questo sia solo l'inizio di un percorso che poi crescerà sempre di più, penso alle fiere, penso alle manifestazioni internazionali. Abbiamo dimostrato che sappiamo fare squadra, che tra le tre regioni non c'è conflitto, spiega il presidente Zaia. Sulla stessa linea il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, dei confini geografici e politici dice non ci interessa niente. Il fatto qui di venire e trovare appunto tutti i servizi garantiti e in piena sicurezza per i cittadini, il messaggio che vogliamo dare è che qui si può venire senza avere alcun timore di contagio. Il messaggio da far passare è che qui non si viene solo per fare delle belle vacanze, ma per fare vacanze sicure, aggiunge il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, che coglie l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa a proposito dei corridoi turistici. Quei paesi che sponsorizzavano i territori turistici con la Germania, escludendo i nostri territori, oggi sono paesi che stanno vivendo la crisi pandemica in modo estremamente più preoccupante rispetto ai nostri territori. Chi oggi viene in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e Emilia Romagna è assolutamente più sicuro rispetto a chi ipotizzava corridoi turistici. L'accordo tra le tre regioni ha una durata triennale. La volontà però di Zaia, Bonaccini e Fedriga è di rinnovarlo guardando anche ad altri nuovi mercati, perché la riviera adriatica, dice il presidente del Veneto, diventi la nostra Costa del Sol. Magari se un giorno si arriverà anche a pensare a un format comunicativo che sia unico, anche con un marchio unico, cioè non ci vedo nulla di dannoso. Ed anche il commercio in qualche modo cerca il suo rilancio con una terapia d'urto che si chiama e-commerce. Con il primo acquisto di una bottiglia di Prosecco parte l'avventura di Treviso Now. Sono già 35.000 i prodotti in catalogo e pronti per la consegna. Una sorta di Amazon della marca trevigiana. Ho lavorato molto su Treviso ma anche dappertutto in Italia e questo mi ha permesso effettivamente di generare delle vendite, un giro d'affari e di non morire. Ci sono storie anche come questa tra quelle del lockdown, storie di sacrificio e di rivalsa nonostante il virus, e proprio Cecil è uno dei circa 60 commercianti che hanno aderito a Treviso Now, l'Amazon di marca, la piattaforma di commercio elettronico dal territorio per il territorio. Al momento 35.000 i prodotti in catalogo, 20 le macro categorie merceologiche, 70 i punti di ritiro in tutto il Trevigiano che diventeranno a breve 137, uno ogni 10.000 abitanti. Oggi il primo acquisto, non a caso, una bottiglia di Prosecco. C'è una bella proposta, Sì, assolutamente sì, ma la mia attenzione si è immediatamente fermata in questa meravigliosa bottiglia Gold di Prosecco. Acquisto effettuato con consegna garantita in 24 ore, tutto praticamente a chilometro zero. Che l'e-commerce funzioni anche per i negozi di vicinato lo conferma il titolare di un caseificio storico già presente online da qualche tempo.
Non solo abbiamo aumentato i clienti in senso largo, ma abbiamo aumentato l'età media di quelle persone che anche via web, non solo per telefono, ci hanno fatto l'ordine di cui avevano bisogno. Era inutile rimanere fermo nel periodo del lockdown, ho trovato giusto continuare a dare un servizio a tutta la clientela che probabilmente a mio sentore aveva bisogno del cambio stagionale, soprattutto per i bambini. Poi in realtà si è rivelato un servizio anche per la fascia adulta. E che sia un'iniziativa a chilometro zero lo evidenziano i sindaci. Dai commercianti alle amministrazioni per mettere in rete relazioni commerciali, opportunità, occasioni di vivibilità sui territori e quindi davvero una vetrina significativa che dà un'occasione in più per tanti soggetti. Pubblicità, ci fermiamo per un attimo e poi ancora insieme con le notizie. Ben ritrovati, ripartiamo con l'allarme lanciato oggi in diretta proprio su Antena 3 dalla CGIL legato alle case ATER, perché oltre 1 migliaio di cittadini tra coloro che hanno diritto a poter abitare in una casa ATER non hanno ancora presentato l'ISEE e questo potrebbe avere delle conseguenze molto pesanti. Sentiamo. L'ATER, che è l'ente che gestisce le cosiddette alloggi di edilizia residenziale pubblica, le vecchie case popolari, per dirla più semplicemente, sta inviando a casa dei cittadini delle lettere in cui li sollecita a presentare l'ISEE. Se non presentano l'ISEE entro il 31 luglio, l'ATER è obbligato ad applicare la tariffa, il canone per intero, e ne applicherà anche una maggiorazione del 10%. Cosa vuol dire? Questi sono i soggetti che ad oggi non hanno ancora provveduto a presentare l'ISEE per poter aggiornare il canone. Noi abbiamo sentito la dottoressa Foscolo, che è la dirigente dell'ATER, e diceva che effettivamente ci sono molte persone, che non l'hanno tra fatta. 900 e 1 migliaio, che sono abbastanza, che non hanno ancora presentato l'ISEE. Quindi queste persone migliaio a Treviso? Un migliaio a Treviso, dici? A Treviso. Noi abbiamo parlato con l'ATER di Treviso. Dopo il caso di Luca De Carlo, al suo posto arriva in Parlamento Giuseppe Paolin, neodeputato della Lega. Porterò a Roma le istanze del territorio, ma aspetto l'ufficialità prima di festeggiare. Io non sono ancora il parlamentare, come tutti pensano e come tutti mi stanno telefonando. Ci sarà ancora una fase istruttoria, ci vorrà ancora un mese credo, poi chiusa quella ci sarà un passaggio formale dell'Aula. Non si lascia andare a facili entusiasmi Giuseppe Paolin, neodeputato della Lega che prende il posto del sindaco di Calalzo Luca De Carlo di Fratelli d'Italia. È lo stesso Paolin, consigliere comunale a Possagno, a ricostruire i passaggi che lo portano ora a Montecitorio. Tutto nasce dal riconteggio dei collegi uninominali da parte della Giunta per le elezioni. Rifacendo i totali, perdono 14.000 voti, quindi Fratelli d'Italia perdono un seggio a favore della Lega. Nulla a che fare dunque con il ricorso presentato dallo stesso Paolin all'indomani del voto del 4 marzo di 2 anni fa, quando lui per pochi giorni fu deputato. Nei verbali c'era la mia elezione. Poi è subentrato un ricorso fatto sempre in Calabria, che all'ultimo secondo mi ha escluso dall'accreditamento il 20 di marzo. È proprio alla luce di quanto accaduto allora che Paolin, 53 anni, consulente informatico, negli anni 2000 segretario particolare del sottosegretario Dozzo, attualmente componente del direttivo provinciale della Lega, attende l'ufficialità prima di festeggiare. Visto quello che è successo l'altra volta, no. Attendiamo l'ufficialità, ecco, poi berremo un bicchiere di prosecco. La sua entrata nel gruppo della Lega alla Camera arriva in un momento molto delicato per il Paese. Mi unirò al lavoro dei colleghi perché c'è molto da fare, da ricostruire, spiega Paolin. A disposizione, ripeto, del territorio, delle partite IVA, del sociale, dove c'è da dare una mano a risolvere problemi. Tra un mese dovrebbe essere messa la parola fine a tutta la vicenda. Ho aspettato tanto, non ho fretta. Torniamo in città con le immagini al Teatro Mario del Monaco, dove questa mattina è stato siglato un accordo importante tra il Teatro Stabile del Veneto e Arteven.
Da questa piattaforma che nasce oggi può veramente ripartire il teatro in Veneto e si parte con il piede giusto, facendo collaborare gli enti più importanti della regione proprio per portare la cultura e il teatro ai veneti in maniera capillare. Soddisfatto il presidente della Sesta Commissione in Consiglio regionale Alberto Villanova per l'accordo raggiunto tra le due più importanti istituzioni del Veneto. Arteven, che è il circuito teatrale multidisciplinare, e il Teatro Stabile del Veneto, che è il produttore pubblico. Quindi questo è un grandissimo obiettivo che abbiamo raggiunto insieme e che adesso dobbiamo cominciare a far declinare in un territorio ricco di teatri e ricco anche di idee. Per la prima volta la piattaforma veneta di promozione culturale per il teatro, nata al Mario del Monaco di Treviso, farà dialogare le due istituzioni, segnando di fatto una nuova fase nella gestione teatrale. L'accordo non solo gestirà la collocazione sul mercato di spazi pubblicitari e promozionali dei teatri gestiti dallo Stabile e da Arteven, ma anche una maggiore collaborazione tra le due istituzioni nella programmazione delle produzioni attraverso un tavolo annuale in cui ente produttore ed ente distributore collaboreranno fianco a fianco nella definizione delle caratteristiche tecniche, artistiche e culturali degli spettacoli. Il teatro veneto è uno, che il teatro veneto si sta dando una struttura anche commerciale diversa, unificante, inclusiva e che dovrà smuovere tutti coloro che in Veneto tengono alla propria cultura e al proprio teatro. Ora sul bellunese, il territorio per tutte le notizie. In apertura alla politica, perché è l'ora della solidarietà bipartisan nei confronti di Luca De Carlo, dopo 2 anni e mezzo che dovrà lasciare il suo incarico di parlamentare. L'ennesima presa in giro della montagna e dei bellunesi. Tuona il movimento Bard. Stupore e amarezza non hanno colore politico. Il giorno dopo la notizia della decadenza da parlamentare di Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, il coro di solidarietà nei confronti del quasi ex deputato è unanime. Il movimento autonomista Bard parla di ennesima beffa, di democrazia tradita, di sconfitta per tutto il territorio, in una situazione che potrebbe anche peggiorare con la riforma del taglio dei parlamentari che penalizzerebbe ancora di più la provincia di Belluno. Lo shock, inutile dirlo, è nelle parole della responsabile del circolo cittadino e membro della segreteria regionale del partito di Giorgia Meloni. È fantascienza, è frutto di una legge elettorale demenziale che consente questi calcoli che un comune cittadino non potrà mai comprendere, soprattutto dopo 2 anni e mezzo. Dal punto di vista umano è una mazzata incredibile per lui, che non lo nega, e anche per noi che siamo il suo gruppo, a me piace dire la sua famiglia. Fratelli d'Italia perde un deputato molto attivo e la provincia deve rinunciare a un suo rappresentante che in questi 2 anni e mezzo ha portato avanti le battaglie del territorio. Il partito si lecca le ferite e guarda avanti. Noi sappiamo che ne usciremo rinforzati. Luca è una persona dalle 1000 risorse, noi facciamo squadra compatta e coesa con lui e intorno a lui. Abbiamo nuove sfide davanti. Oltre all'espressione personale di grande rammarico, De Carlo, che lo ricordiamo è sindaco di Calalzo di Cadore, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e per il partito responsabile nazionale dell'agricoltura, si appella al Parlamento. Io credo che il Parlamento debba prendere a pretesto quello che è accaduto a me per fare in modo che non accada a nessuno, indipendentemente dal colore politico che sia in maggioranza o opposizione. È inumano. Maria Filippin del gruppo Lega Nord, consigliere Liga Veneta e presidente della commissione speciale sul Neve Galla, ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Motivi privati, ha spiegato la Filippin in una nota stampa e nella lettera inviata al Consiglio, nella quale esprime la sua gratitudine ai colleghi di Palazzo Rosso e ai collaboratori dell'amministrazione comunale. Non è stato un fulmine a ciel sereno, ma sono dimissioni concordate, spiega il commissario provinciale del Carroccio Franco Ghidoni. Filippin aveva dato la sua disponibilità sino a metà consigliatura, poi la sua nomina a presidente della commissione speciale del Neve Galla ha spostato di 6 mesi il momento del commiato. Al posto di Maria Filippin in consiglio siederà il primo dei non eletti, e cioè Marzio Sovilla, ingegnere di Belluno di 49 anni.
9 ovini fra pecore e capre sono morti ieri sera mentre pascolavano su un terreno in località Maserò di Santa Giustina dopo aver brucato erba sulla quale c'erano importanti depositi di urea chimica usata come fertilizzante dei campi di grano turco. I proprietari del gregge di circa 400 capi hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. A Maserò è arrivato anche il veterinario dell'ULSS che, svolti gli accertamenti, ha individuato la causa della morte degli ovini. Indagini sono state avviate sia dai carabinieri che dall'autorità sanitaria. Ora ci spostiamo con le immagini in via Sottocastello a Belluno, dove monta la protesta da anni per il degrado e la situazione in cui versa appunto quella zona. E non penso bene, di sicuro è brutto vedere queste scritte, queste immondizie in giro. Siamo in via Sottocastello e questo è uno degli affacci più belli della città di Belluno sul Piave, una zona che versa da diversi anni in un totale stato di degrado, scritte, immondizia, bottiglie gettate nelle proprietà pubbliche che si affacciano proprio sotto la strada. È la pedonale più bella della città, dalla quale lo sguardo corre a perdita d'occhio sulla Valbelluna, ma è anche il luogo più maltrattato dagli incivili e lasciato nell'incuria più totale. Tutto questo capita nel centro storico di Belluno, a pochi passi da Piazza Duomo. Basta sporgersi oltre il parapetto che sovrasta il primo tratto della scala mobile per scorgere una piccola discarica. Di fianco, a farla da padrona, è l'erba alta, segno di poca attenzione alla manutenzione di un luogo di rara bellezza. Vedo sempre sporco e scritte sempre di più sui muri e non è bello. Cosa si dovrebbe fare secondo lei? Forse, non so, stare un po' più attenti e controllare un po' di più, perché mi sa che avevano messo anche delle telecamere qua, però non so se funzionano. Ogni fine settimana monta la protesta dei residenti finora inascoltati. Neppure il prossimo intervento di potenziamento della videosorveglianza approvato dalla Giunta Comunale prevede in quella zona l'installazione di telecamere che potrebbero fungere da deterrente per chi proprio non ne vuole sapere di comportarsi bene. Il problema è stato nuovamente segnalato dal consigliere Raffaele Damiano, che chiede al sindaco e alla Giunta cosa si intenda finalmente porre in essere per risolvere la problematica di ordine pubblico e di decoro urbano in via Sottocastello. Quali e quanti sanzioni nel corso dell'ultimo anno e mezzo sono state comminate dalla Polizia Locale di Belluno per le violazioni commesse in quella zona e se queste poi abbiano avuto concreto seguito esecutivo. A ben guardare pare non si sia ancora mossa foglia. Questo per noi era l'ultimo servizio, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordo l'edizione straordinaria, staremo insieme fino alle 21. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone più debole sul nostro territorio, dove nella giornata di giovedì 2 luglio non mancherà qualche disturbo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto alternanza di nuvole e rasserenamenti. Avremo qualche pioggia sui monti e localmente fino in pianura. Attenzione perché potrebbe essere accompagnata da grandine. Sulle zone costiere nel pomeriggio sera non si escludono anche qui dei temporali. Clima caldo con temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 33 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, cielo localmente coperto, alternato a spazi soleggiati ma anche a precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime tra i 20 e i 22 gradi, massime sui 29 gradi. Infine, poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo occasionali rovesci localmente forti, via via più diffusi col passare delle ore. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime sui 31-32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3.